Seconda cosa, la pagella sul governo nazionale. Tremonti, 3 ministri di questo territorio, Zaia che gli scrive una lettera al presidente Berlusconi, gli chiediamo di cosa pensa di fare per il Veneto, ma non c'è più il Veneto, ci stanno anche le regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità, stanziamento 20 milioni per Veneto, Toscana, Calabria, Liguria e Friuli, mi pare. 20 milioni. Con l'ulteriore benefit che questi 20 milioni, pensate un po' voi, sono fuori dal patto di stabilità per la disciplina vigente, perché non è vero che sono fuori dal patto di stabilità i soldi dei sindaci spesi per la calamità, solo quelli che arrivano dallo Stato. 20 milioni è una cosa ridicola, e qui qualcuno ci dice prima il Veneto, noi su questo li dobbiamo incazzare, però li dobbiamo incazzare per dire, uno, quello che non stanno facendo, che è ridicolo, 2, però per dire cosa faremo noi. E allora, noi la prima cosa che dobbiamo dire, guardo l'amico Paolo Giaretta, è che dobbiamo porre davanti a tutto il tema della crescita, ma per porre davanti a tutto il tema della crescita da queste parti dobbiamo spiegare come la stabilità diventa davvero strumento, perché se noi non governiamo i conti pubblici non c'è crescita che tenga, ma non li possiamo neanche governare come li governa Tremonti, per cui la crescita strazza prima ancora di partire. Perché non è chi non veda quello che è successo, parlo solo di questo esempio del governo del territorio, la Prestigiacomo a ottobre è andata in commissione ambiente, dice l'onorevole Viotti che gli sta, ha dato dei numeri impressionanti e tra l'altro ci ha litigato ieri con Tremonti in Consiglio dei Ministri. Allora vi do questi numeri per dire quali sono i temi su questo territorio, può come dire, eliminare le mistificazioni di questo governo proprio anche sull'attualità di oggi. La Prestigiacomo ha detto che questo paese, oltre l'80% di questo paese, è soggetto a rischio di frane e alluvioni, esondazioni, è a rischio di dissesto idrogeologico. Oltre 6.000 comuni sono in queste condizioni. Occorrono, dice, solo per la prevenzione e per la sicurezza 44 miliardi di euro, di cui 27 solo per il nord, servirebbero da queste parti del mondo. Bene, che cosa si sta investendo? Hanno messo 900 milioni di euro del FAS nella finanziaria dell'anno scorso, non è stato creato il capitolo di bilancio al Ministero dell'Ambiente, per cui quei soldi nessuno li ha mai visti. Non c'è il capitolo dentro la Prestigiacomo, non c'è il capitolo dentro il bilancio, la Casalino dove mettere i soldi, quei soldi non si spendono. Il capitolo che preesisteva per il finanziamento della difesa del suolo con l'ultima finanziaria di Prodi era oltre 550 milioni, sapete a cos'è adesso con questa finanziaria? È a 31 milioni. Si può governare un paese in questo modo? Parlando con Tremonti gli ho detto, oltre, speravo un po' di più di 20 milioni, ma gli ho suggerito una cosa, Presidente, Ministro, dalle nostre parti, pochi perché il federalismo chissà quando arriverà, ma un po' di risorse ce le abbiamo nostre, faccele spendere, perché poi ne spendi di più. No, un padre di famiglia fa un po' di investimento prima per evitare di riparare i danni dopo spendendo molto. La Prestigiacomo dice, per ogni milione, nella sua relazione, che spendiamo per prevenzione, ne spendiamo 10 per riparare i danni. Questa è la media in questo paese, in cui ogni anno spendiamo pochi centinaia di milioni per la prevenzione e ogni anno 3 miliardi per riparare i danni, in media, dal dopoguerra ad oggi. Allora è chiaro che i conti così non possono tornare, questa non è stabilità. Bene. Ho chiesto a Tremonti, liberaci dal patto di stabilità le risorse nostre, così speriamo che la Regione Veneto spenda quegli 80 milioni che servono per sistemare quell'area. Dal 2006 c'è il piano, ma non ci hanno messo i soldi. Bene, la risposta di Tremonti è stata, non è possibile incidere sui saldi di finanza pubblica. Non è la soluzione del problema. Gli ho suggerito un'altra cosa, magari su questo il PD potrebbe fare una battaglia, la faremo, perché su questo mi è sembrato anche ascoltare. L'Europa non può non capire questa cosa, che se investiamo prima spendiamo meno dopo. Per cui se si va in Europa, un territorio che ha oltre l'80% a rischio di dissesto idrogeologico, l'Europa non può non ascoltare la proposta del governo italiano che dice faccio un investimento in un piano straordinario di prevenzione del rischio idrogeologico e ce lo faccia uscire l'Europa dal patto di stabilità se Tremonti non è capace. E così vale per il pagamento partita IVA alle piccole e medie imprese. L'Europa, settembre, poi chiudo, sapete, l'Europa cominciata a settembre, concluso con un documento a dicembre 2008, siamo all'inizio, all'esplosione della crisi, dà 10 azioni direttrici agli Stati membri per la ripresa economica. Una di queste, non era neanche l'ultima, dice sostegno alle PMI, come? Le pubbliche amministrazioni paghino immediatamente e senza ritardo gli arretrati alle piccole e medie imprese. Se l'Europa ci dice questo,
Com'è possibile che poi nella nostra legge finanziaria non ci sia mai posto per pagare le imprese? I nostri sindaci sono un caso. Per pagare la messa in sicurezza delle scuole hanno pagato le fatture alle imprese nel 2009 strette, nei vincoli della stretta creditizia appunto, e allora chi ha pagato? Chi ha fatto le opere pubbliche e le ha pagate obbedendo all'Europa quest'anno è sotto sanzioni. E poi ci arriva la lettera di Giorgetti, assessore regionale, che dice: caro sindaco, sono lieta di informarti che questo meraviglioso governo ha stanziato 370 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole, 27,5 sono toccati al Veneto e adesso ci sono 2000 scuole che sono da mettere in sicurezza, abbiamo individuato 200 interventi prioritari e questi andranno ai 27 milioni e mezzo. Peccato che il mio comune non ci sta, perché i soldi li ha già spesi, li ha già messi a posto, quindi non mi sono arrivati i contributi, ma per di più non solo mi arriva il premio perché l'ho fatto prima e con i soldi nostri, no, io sono sotto sanzione del patto di stabilità. Allora, sono alcune provocazioni per dire che questi sono i temi con i quali possiamo concretamente, adesso non vado sul programma, c'è il documento e chi ha lavorato è già stato ringraziato prima, penso a Dani, soprattutto a Paolo Giaretta, non sto ad elencarlo, lo vedete. Ecco, la mia voleva essere una provocazione e un appello. Chi sta sul territorio come noi, parlamentari di questo territorio, consiglieri regionali, amministratori, iscritti a questo partito, che vogliono bene a questo partito, ogni giorno si sentono rivolgere una domanda e con questo chiudo. Avrei voluto parlare di qualche altro esempio, ma facciamo fare degli altri. Chiudo con l'ultimo che mi è arrivato e che incontriamo tutti i giorni. Ed è la provocazione per me, che lavoro in questo partito, per tutti noi. L'ultimo è un signore anziano che mi è arrivato, anziano, sono 65-70 anni, che mi è arrivato in municipio. Ho detto troppo? Vagheggiamoci, dai. Allora, no, vabbè, lo so che in questo paese si inizia tardi a essere giovani, mettiamola così, si inizia tardi a essere giovani. Allora, questo signore mi è entrato, mi ha detto: guardi sindaco, sono venuto a invitarlo alla festa degli artiglieri, però non tutti hanno la fortuna di poter parlare con un parlamentare, posso permettermi di dirle una cosa, per carità, sono molto semplice. Mi dica pure. Bene, guardi, io sono cresciuto in questa parte del mondo, valori la famiglia, valori il lavoro, valori un comportamento eticamente, insomma, onesto, corretto. A me pare di aver passato tutta la mia vita inutilmente in questo paese, cioè quello che vedo mi lascia allibito. E qua dovremmo cominciare a parlare anche di una seria riforma, prima di tutto della classe politica, la riforma della politica, perché sennò non ci ascoltano più, ci ascoltano poi anche più sui programmi, la riforma della politica prima di tutto. Beh, mi dice: guardi, io ormai non so più a chi credere, non so più cosa guardare, non so più se a mia volta pure ho speso in vano il mio tempo. E lì, vabbè, c'è la definitiva. Il signore capiva bene che c'è qualcun altro che governa, probabilmente li ha anche votati. Però mi fa a un certo punto, mi guarda e mi ha lasciato la domanda: ma mi dica lei, mi dica qualcosa, mi dice se ha un'alternativa. Questo è il tema di fondo, la gente ce la sta chiedendo. Noi abbiamo la responsabilità non di costruire semplicemente un partito, ma di dare l'alternativa a questo paese, a questa gente che non chiede altro di poterci votare. Smettiamo di preoccuparci, smettiamo di preoccuparci dei voti che vanno in una certa direzione. Io sono contenta se nasce un partito a sinistra del PD, c'è bisogno di quelle rappresentanze, quindi buon lavoro a Vendola. Ma io vorrei che ci preoccupassimo dei voti che da un'altra parte, come dire, c'è un campo enorme di conquista, di questi signori che non sono iscritti ai partiti, che vogliono solo un'alternativa, che ci giudicano sulla nostra capacità, non solo di dire che vogliamo il cambiamento, ma che lo pratichiamo davvero. E se uno dà le risposte al Veneto, quelle serie e quelle vere, le dà all'Italia. Questa è la differenza tra dare risposte a questa parte del paese e a darle da altre parti. Da altre parti ancora purtroppo si aggiusta solo. Qui si dà una spinta alla ripresa economica di questo paese. Non capire che le infrastrutture del Veneto, che nel CIPE sono sparite a parte il Mose, non capire che le infrastrutture del Veneto fuori dell'Europa, anche verso l'est, penso al nodo di Verona, penso a questa fantomatica TAV che non si sa dove passa, che non si sa se prenderemo i finanziamenti, questa gente governa da 15 anni, se noi non rispondiamo, la metropolitana in superficie ci abbiamo messo i soldi noi, ce li hanno tolti loro, altro che prima il Veneto, la prima finanziaria di Tremonti ce li ha eliminati, bene,
Se noi rispondiamo al Veneto, rispondiamo all'Italia. Questo è l'orgoglio vero di chi sta da queste parti del Veneto, non quello del localismo inutile e sterile che non ci porterà da nessuna parte.